Che stagione è stata? Ma intanto abbiamo fatto una bella scoperta perché come tutti gli anni cerchiamo di rinnovarci e abbiamo avuto due compagnie nuove, una addirittura fuori dai confini amministrativi liguri perché veniva da Arquata Scrivia, dove anche loro hanno una bella parlata genovese, e un'altra di Sant'Olcese, e queste sono state due novità interessanti. I premiati sono sempre tanti. I premiati, beh, quest'anno forse qualcuno di meno, no, ma comunque sono tutti meritevoli, premi classici, miglior attore, attrice, caratterista, regia, compagnia e testi anche. Premiati come la migliore compagnia. Dunque vuol dire che a San Fruttuovo si parla bene genovese. Sì, intanto si parla bene il genovese e a questo premio siamo abbastanza abbonati perché anche l'anno scorso abbiamo vinto come la migliore compagnia. Vincere come migliore compagnia vuol dire che c'è un'amalgama, che c'è un lavoro di tutti e quindi Useneso parlano bene tutti quanti, o quasi tutti insomma. Anche quest'anno mi fa tanto piacere, avevi vinto un premio come migliore attrice insieme a Irene Pareti, che come alla ritardataria proprio. Siamo due, oltre che essere due attrici, siamo due amiche, ne fa piacere aver vinto questo premio insieme, anche se il premio l'è vinto da tutta la compagnia. Per quando si vinse in premio, è un premio collettivo che vinsiamo tutti. Malia Meggiana a Rimini? Forse sì, per tutto quello che è successo forse sì. Una commedia divertentissima, le dà Loredana Conte, che è trentina, e noi abbiamo tradotto in genese, perché forse il genese sappiamo molto, con anche qua parte qualcosa, ma qua mentalità di Trentino e si siamo trovati benissimo. Ma in comune o parli usenese? Non si parla usenese in comune, poi non parlo che è meglio. Allora dobbiamo bastare un saluto a tutti i chiavaresi. E buonasera a tutti e signoria.